Gorgo al Monticano poco dopo le 18 nella frazione di Navolè, scoperchiato il capannone di un'azienda agricola, frammenti di Eternit sparsi tutt'attorno, danni anche ad un'abitazione. Nella notte a Silese ondato il melma, decine di case ed attività allagate, un'anziana salvata col gommone, conta dei danni e polemiche, la sindaca accusa Regione, Genio Civile e Consorzio. Castelfranco senza pace, città sott'acqua per la terza volta in 4 mesi a causa della venale monta, l'esasperazione non è andata meglio nelle frazioni. Danni anche a Treviso, sott'acqua a Sant'Antonino, Ghirada e San Zeno, questi ultimi nonostante i bacini di laminazione, la rabbia dei residenti, il sindaco Conte, evento eccezionale. Allagamenti a Preganziola e Casiera, dove le precipitazioni sono state molto abbondanti, a risentirne sia le abitazioni che la viabilità ed il Sile esonda a Casale. Il testo integrale della lettera che Filippo Turetta scrisse ai genitori poco dopo l'arresto in Germania: mi merito tutto questo, per voi meglio un figlio morto che uno come me. Il 25 ottobre la sua deposizione al processo. Nei primi mesi del 2025 il cantiere per l'allargamento della provinciale di Lancenigo per il casello della A27 previsto un nuovo park. 10 giorni di eventi in vista delle celebrazioni per la festa di San Francesco, patrono d'Italia, al centro il complesso francescano a Treviso con una serie di iniziative rivolte alla città. Accordo storico Treviso-Riad per l'arrivo di 2 giovanissimi talenti nelle fila Under 17 del Treviso Football Club. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Come ogni martedì in primo piano il sondaggio di questa sera, che è dedicato al maltempo e all'assicurazione per le imprese. È giusto secondo voi? Questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere, come sempre con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del nostro sondaggio verrà reso noto questa sera nel corso di Ring in onda a partire dalle 21. E continuiamo con il maltempo, perché dopo la nottata da incubo purtroppo il maltempo non molla la presa. Quella che vedete è la tromba d'aria che oggi pomeriggio, poco dopo le 18, si è abbattuta su Gorgo al Monticano. Siamo in via Trozzo, nella frazione di Navolè. Tutto si è sviluppato poco dopo le 18. In pochissimi minuti la tromba d'aria ha scoperchiato un capannone di un'azienda agricola utilizzato per il rimessaggio di trattori e mezzi agricoli. Appunto, la copertura è in Eternit. Poi la tromba d'aria ha proseguito per altri 200 metri, danneggiando il tetto e le grondaie di un'abitazione. Dopo il vento si è esaurito, lasciandosi alle spalle la devastazione che vedete, con frammenti di Eternit sparpagliati nel raggio di diverse decine di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona ed anche il sindaco di Gorgo al Monticano, Firmino Vettori. Ma la notte passata è stata una notte davvero da incubo per numerose aree della provincia di Treviso. Tra le più colpite l'area di Silea, dove è esondato il melma, mandando sott'acqua decine di case e di attività. E con la conta dei danni sono iniziate oggi anche le polemiche. La sindaca Cendron punta il dito contro Regione, Genio Civile e Consorzio. È forse questa una delle immagini simbolo della difficile notte vissuta a Silea, con un'anziana tratta in salvo dalla sua abitazione da un gommone dei vigili del fuoco. È più o meno la mezzanotte quando le strade del centro, via Roma, via Macello e altre, diventano un fiume. A esondare in particolare è il torrente Melma, che tocca quasi 3 metri. Nessuno scampo per i piani terra delle immediate vicinanze. La conta dei danni è iniziata con la luce del giorno e con essa anche le polemiche. Un bel disastro, sì, soprattutto perché non l'avevamo previsto e quindi non avevamo messo né paratie né niente. Adesso dobbiamo ancora quantificare bene i danni, però anche qui in agenzia, essendo un po' più alti, non era mai entrata, invece stavolta mi è entrata giusto a livello delle prese. Acqua sporca più che altro, anche perché noi abbiamo la melma che circonda praticamente tutta la zona, e ancora prima che esondasse dalla parte davanti aveva già praticamente circondato tutto quanto lo stabile. L'acqua è arrivata fino qua. È un fiume, Magari se si pensava un po' prima di prendere provvedimenti, dopo che invece è tutte le volte così. Per la seconda volta c'è successo che c'erano i volontari della protezione civile, molto disponibili, ma non avevano il materiale.
cioè i sacchi di sabbia, costo minimo. Coinvolta anche la casa di Lia Spolverato, che a Silea è consigliere di opposizione. Non c'è mai stato in tutti questi anni un coordinamento fra il comune di Silea e il comune di Carbonera in merito proprio alla gestione delle paratie nei pressi della centrale idroelettrica a Carbonera, che veramente regola il flusso del melma. Eppure, dice Spolverato, nei cassetti del comune ci sono dei progetti che evidenziano la problematica, che di certo è complessa. Poco distante la sindaca Rossella Cendron si reca casa per casa comunicando i servizi straordinari di Contarina. Il suo è un forte jacuzzi con nomi e cognomi. Io ripeto, anche in maniera provocatoria, ma giustamente provocatoria, dobbiamo avere la collaborazione con gli enti preposti. Dalla Regione Veneto al Genio Civile, al Consorzio di Bonifica, i comuni, i sindaci non possono essere lasciati soli di fronte a questo fenomeno. Lei chiede lo stato di emergenza? Sicuramente, lo stato di calamità naturale, adesso stiamo attivando le procedure. Procedure che serviranno a sbloccare eventuali rimborsi. Tra le vie di Silea c'è chi ha perso molto. Io e la mia compagna sono i risparmi, viviamo qui da 2 anni e tutto qui, bastano. Tutto distrutto. Tutto distrutto, mezzo metro di acqua dentro casa. Faremo di tutto per poter, diciamo così, limitare i danni. Quello che dobbiamo imparare da questa lezione è che per la prossima volta dobbiamo essere pronti. E non c'è pace a Castelfranco, esondato l'Avenale e la città finisce sott'acqua per la terza volta in 4 mesi, monta l'esasperazione e non va meglio nelle frazioni. Terza volta in 4 mesi. Questa qua abbiamo salvato quello che era con le paratie, però da questa parte con le bocche di lupo ci hanno dato un grande problema. È un continuo déjà vu, possiamo utilizzare questo? Speriamo che sia l'ultimo. Io direi che ne abbiamo avuto quest'anno di esperienze negative. È diventata anche una questione di tenuta psicologica a Castelfranco, città per la terza volta finita sott'acqua dopo le esondazioni di maggio e fine giugno, e ancora una volta l'Avenale è cresciuto esponenzialmente nel giro di pochissimo tempo. Franco Gariboldi Muschetti è il farmacista del centro, sindaco negli anni 90. L'esondazione di ieri è stata meno violenta, meno lunga, però comunque la strada si è allagata come precedentemente, per cui non si capisce da dove si possa intervenire per poter ovviare a questo problema. Sacchi di sabbia e paratie nel salotto buono della città sembrano aver contenuto i danni, non certo l'esasperazione. Via Social c'è chi vorrebbe scendere in piazza. Non è andata meglio nelle frazioni, così a Sant'Andrea oltre Muson. Fine del mondo. Mi mancava la barca, andare a Venezia, acqua alta 60 cm, acqua in casa e casino fino alle 4:30, sempre stato in trio di pulire. C'è poi il signor Giampietro che prima ci accompagna nel suo garage finito sott'acqua in via Picà, poi vicino alla Brentella, attualmente sotto accusa. Tutto è iniziato da qui? Da qui. Sì, è questa che viene fuori e lì comincia ad andare giù. E allaga dappertutto. Io ho parlato anche con la protezione civile, mi hanno detto che non riescono a capire cosa è successo e chi ha chiuso qualcosa, perché un fiumiciattolo così dopo un quarto d'ora era già tutto il paese allagato. Il canale, oltre a pulirlo, bisogna poi portare via quello che si tira fuori dal canale, perché se si lascia là si accumula, appena arriva l'acqua straripa e diventa un fiume. Ennesima emergenza, dal sindaco Marcon, parole nette. Hanno ragione, i cittadini hanno ragione, nel senso che non si può vivere con l'ansia di vedere una nuvola all'orizzonte e doversi attivare, ed è per questo che mi sono già attivato tanto con il Genio quanto con il Consorzio ad accelerare quelle procedure che abbiamo messo in pista da dopo l'alluvione del 25 giugno, in modo tale che alcuni interventi strutturali vengano messi in atto velocemente. Sicuramente le bombe d'acqua che ho fatto ieri sera non
anche forse il doppio dei scarichi dell'acqua, forse non riescono a contenere l'acqua, perché l'acqua è stata tanta in poco tempo. Certo che in 2 o 3 mesi è la terza volta che è quello il problema. E il maltempo non ha risparmiato il capoluogo della Marca, mandando sott'acqua diversi quartieri della città. È stata una notte molto difficile, vediamo. Il mio vicino ci ha bussato a mezzanotte -20 dicendoci che i garage stavano andando sotto. Abbiamo appena fatto in tempo a togliere qualche macchina, ma non tutte, perché 5 sono rimaste sotto e l'acqua arrivava dalla strada perché la fogna non assorbiva e a quel punto veniva giù per la rampa tutta, per cui abbiamo avuto un'ora e mezza di un effetto imbuto gigantesco. 63 mm di pioggia in circa 2 ore, a fronte di una media di 75 in un mese. Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta in alcune zone della città, colpendo in modi particolari i quartieri di San Zeno, San Lazzaro e Sant'Antonino, oltre alla parte iniziale di via Ghirada. I danni più ingenti in via del Mozzato, dove un garage si è allagato in pochissimi minuti e solo alcuni residenti sono riusciti a portare via in tempo le auto parcheggiate all'interno. 5 sono rimaste sotto l'acqua, che in pochissimi minuti ha raggiunto oltre i 2,20 metri di altezza. Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono intervenuti in mattinata con un intervento durato oltre 5 ore. L'acqua è salita fino a 2,20 metri, grosso modo. Garage, cantine, quadro tecnico, non abbiamo ovviamente elettricità e questa mattina sono arrivati i Vigili del Fuoco e adesso stanno rimuovendo l'acqua. Risiede nel palazzo anche l'artista Laura Marcon, che ha perso tutti i suoi quadri. Dentro il mio garage ci sono 45 anni della mia pittura e questo mi fa stare di un male incredibile. Vuol dire che doveva andare così e ricominceremo. Per ora il cavalletto e i miei pennelli mi fanno ribrezzo. Ci penserò. Non è andata meglio ad alcuni residenti di via Ghirada, dove il problema pareva risolto col bacino di laminazione di San Lazzaro, che evidentemente non ha funzionato. In questa villetta il fango ha penetrato ogni stanza e l'acqua è arrivata fino a 30 centimetri. Un'acqua fangosa arrivata direttamente dalla scuola Don Milani, inaugurata qualche giorno fa. Non abbiamo mai avuto tutto questo fango. La scuola qui a fianco è appena stata ristrutturata, inaugurata l'altro giorno, però evidentemente parte del giardino è rimasto solo con il fango, quindi i lavori non sono finiti e sono scivolati nel nostro giardino. Erano anni che non succedevano queste cose. È proprio la buca della via Ghirada questa. Bisognerebbe comunque iniziare dalla fonte, cioè pulire le canalette, i tombini, gli alvei dei fiumi. Cioè bisogna cercare di queste cose, bisogna curarle. Se non si cura di pulire, la natura fa il suo corso. Finché si cementifica tutto, avremo queste cose qua. Sotto 20 centimetri d'acqua anche la pasticceria Ida di Viale Cairoli, dove i titolari hanno spalato acqua tutta la notte per poter riaprire in mattinata l'esercizio. È stata una notte lunghissima per i volontari della Protezione Civile, che hanno lavorato incessantemente per sistemare tutte le criticità e mettere in sicurezza persone e cose. Sicuramente abbiamo avuto le criticità sui sottopassi, sui garage e sui scantinati. E anche una casa di riposo che ha avuto qualche piccolo problema qua a Treviso, ma abbiamo prontamente rimesso a posto la situazione. Evento eccezionale, in 2 ore caduta quasi la pioggia che di solito scende in un mese, il punto del sindaco Mario Conte sul maltempo. Qui è caduta talmente tanta acqua che il sistema di raccolta delle acque piovane non è riuscito a starci dietro. Però mi immagino anche cosa sarebbe stata la Ghirada senza il vaso di laminazione che ha raccolto 80 centimetri di acqua. Un evento eccezionale, in 2 ore sono caduti 60 mm di pioggia, quasi quanta ne scende in un mese. Il sindaco di Treviso fa il punto sulla difficile nottata vissuta dalla città, con strade allagate, case, garage interrati, finiti sott'acqua, e se non ci fosse stato il bacino di San Lazzaro, ribadisce il primo cittadino, per il quartiere della Ghirada, pur allagato, sarebbe stata una catastrofe. Capisco che siano arrabbiati. Ricordo che da quando abbiamo fatto i lavori abbiamo superato delle ondate di maltempo molto importanti e non si è più manifestato alcun tipo di problema. È segno evidente che ieri qualcosa di straordinario è avvenuto. I cittadini puntano il dito sulla scarsa manutenzione di fossi e tombini. Ovviamente bisogna intensificare le manutenzioni dei canali e dei fossati, questo è alla base di ogni ragionamento, così come bisogna pulire le caditoie. Però per esempio
uno dei fenomeni che ha messo in difficoltà la città ieri sera è stato proprio anche il periodo autunnale, quindi con la presenza e la caduta delle foglie dovute alla pioggia che c'era stata qualche ora prima, poi ha fatto sì che quelle foglie trasportate dall'acqua si accumulassero tutte in corrispondenza delle caditoie, creando di fatto dei tappi che poi sono stati liberati dalla protezione civile e dai vigili del fuoco, però è altrettanto vero che quando tu devi intervenire su 80-90 mila caditoie il tempo necessario è parecchio. Il gruppo consiliare PD si interroga su quanto si sarebbe potuto evitare e chiede che nel Consiglio Comunale di lunedì prossimo l'assessore Zampese relazioni in maniera dettagliata sullo stato delle manutenzioni sul territorio comunale e all'assessore Manera lo stato sulle azioni di contrasto al consumo e impermeabilizzazione del suolo. Intanto è in corso la conta dei danni ed il Comune è in contatto con la Regione per gli eventuali risarcimenti. Quel che è certo è che il mutamento climatico rende necessario alzare l'attenzione sul dissesto idrogeologico con interventi strutturali. Dobbiamo cominciare ad immaginare, così come è stato fatto il vaso di laminazione di San Lazzaro, anche degli altri interventi, coinvolgendo anche i privati nel momento in cui vanno a realizzare degli interventi di edilizia privata per mettere in sicurezza da un punto di vista idrogeologico il nostro territorio. Da Treviso a Preganziol e Casier, dove anche qui le precipitazioni hanno creato parecchi problemi alle abitazioni e alla viabilità. Danni e danni e danni, tutto da buttare via. Un disastro, guarda. Un disastro. Via Micheletto a San Trovaso, Rino Gritti, storico fondatore dell'omonimo panificio di Via Montello a Treviso, racconta di non ricordare una violenza dell'acqua tale. Taverna allagata e lo stesso il garage, così anche dai vicini. Siamo a poche centinaia di metri dal sottopasso di Via Franchetti, accanto alla stazione ferroviaria, completamente allagato e poi riaperto in tarda mattinata dopo la pulizia del manto stradale dal fango. Più complesso lo svuotamento del sottopasso di Via Baratta Nuova, chiuso nella notte con buona pace degli automobilisti costretti a tornarsene indietro. Immagini impressionanti sul posto, aziende specializzate contattate dal comune. Quando capitano le bombe d'acqua e poi presumo che hanno tolto anche la corrente per problemi tecnici, si sono fermate le pompe e logicamente si è riempito il sottopasso. I primi dati che siamo riusciti a raccogliere da ARPA ci parlano di 70 mm circa in meno di un'ora. Ha prodotto delle situazioni di sofferenza che non abbiamo mai visto nel nostro territorio. Immediata l'attivazione del centro operativo comunale e la mobilitazione della protezione civile. Ci sono stati vari interventi in alcune località del territorio, sia su Frescada che in zona Borgo Verde che a San Trovaso, con la prontezza appunto delle squadre che si sono subito messe all'opera. Frescada, via Quintino Basso, cumuli di rifiuti, quelli sparsi dalla violenza dell'acqua. Bidoni dappertutto, rovesciati e sì, noi un po' di acqua in taverna da mia suocera, sì. Piani interrati, garage, tutto sott'acqua. In strada era tutto allagato e la strada era un torrente in piena e mi sono spaventato, sono corso giù al piano di sotto e ho visto che l'acqua qui aveva allagato tutto il garage ed è entrata dalla finestra della taverna, per cui mi ha allagato anche tutto il piano di sotto e ho avuto 1,5 metri d'acqua in casa. Poco più avanti la protezione civile di Preganziola alle prese con l'allagamento dell'interrato di un condominio. Stiamo pian piano tirando fuori tutta l'acqua che c'era. Il livello si vede benissimo sul muro che vede là. Ecco, questo era quanto? Stanotte a mezzanotte circa, in strada avevamo circa una quarantina di centimetri di acqua sulla strada, significa qua completamente sotto. Strada di confine con Dosson, via Basso, l'acqua è arrivata anche nella sala consiliare del comune di Casier. Abbiamo avuto anche qui un'infiltrazione d'acqua dall'esterno dove che essendo in parte seminterrata ha fatto quei 3 mm di acqua su tutto il pavimento che adesso stiamo prosciugando e oltretutto questa mattina ho dovuto anche sospendere per questo giorno e la materna abbiamo dovuto lasciarli a casa proprio perché anche lì ci sono state delle infiltrazioni. Via Basse ma anche via Zermanesa. È stradipato qua il fosso, questo, il fossato questo. Disastro. È la prima volta che capita, signora? No, succedeva molti anni fa, ma non in questa mole, in questa dimensione. Adesso vede, stiamo tentando di recuperare. Sì, ma c'è un lavoraccio là da fare. Qui il problema è tutto il fosso, cioè la mancanza di pulizia di questo fosso qua dura da 30 anni. E il tappo dopo va a crearsi là, prima della grata.
uguale, lei non c'è di tutto. Via Manzoni, via Giovanni XXIII, anche qui taverne e garage invasi dall'acqua. I danni sono importanti, a noi si è staccato completamente il pavimento in laminato che avevamo nell'area appunto della tavernetta palestra nel nostro caso, e in più tutte le cose che erano stivate, tra cui vestiti, materasso e quant'altro, sono da buttare completamente. Anche noi qui abbiamo una taverna, ma l'acqua centrata è dall'altro lato, quindi mobili, armadietti e quant'altro sono da buttare. Ed il maltempo di ieri notte ha colpito anche Casale sul Sile, dove il livello del fiume si è progressivamente alzato e questa mattina il fiume è esondato in una parte di via Torre a Lughignano, esondazione anche nel porticciolo di Casale in via San Nicolò. Questa mattina, a seguito dell'arrivo dell'ondata di piena, il Rio Serva è al massimo livello di guardia, gli altri canali sono pieni ma fortunatamente nessuno è esondato. La Protezione Civile di Casale sul Sile, oltre ad avere monitorato il territorio per tutta la notte, è anche intervenuta verso le 3 in via Chiesa con scio per un allagamento di un seminterrato. C'è un problema idrogeologico da affrontare in maniera complessiva e concreta, spiega Stefania Golisciani, sindaca di Casale. Non possiamo solamente gestire le situazioni di emergenza come già stiamo facendo, ma servono misure di prevenzione adeguate. È urgente posizionare un idrometro sul Sile a monte del nostro comune, ovvero nella zona di Casier, dato che quello posizionato a Santa Caterina non è utile. E sull'ennesima emergenza maltempo è intervenuto oggi anche il presidente della regione Luca Zaia. Sentiamo. Per quanto riguarda le assicurazioni, io sono stato il primo promotore e il primo a parlarne in tempi non sospetti già dal 2010. Allora, la polizza catastrofale in alcuni paesi viene affrontata. Io direi che si potrebbe trovare una soluzione, non entro nel dibattito governativo, però dico quello che ho sempre sostenuto. Da ministro io ho portato avanti il fondo di solidarietà, cioè un contributo sul premio dell'assicurazione, quindi sulla spesa che il cittadino deve fare, facendo passare un principio: l'assicurabile non è indennizzabile, come accade in agricoltura. Ti do una mano per assicurare il tuo vigneto contro la grandine, ma se non ti assicuri il danno è solo tuo e non è più della comunità. Questo potrebbe essere una base di partenza, quindi l'assicurabile non è indennizzabile. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata al maltempo. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. La Procura di Treviso ha chiuso le indagini sull'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne di Riesi e Pio X, per il quale è stato arrestato il cittadino kosovaro Bujar Fandaj, 40 anni. L'omicidio avvenne il 19 dicembre scorso nell'abitazione della donna che era incinta e che venne sorpresa ed accoltellata a morte. Le ipotesi di reato sono di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, della precedente relazione affettiva e del fatto che la vittima era incinta. Non sarebbe contestato lo stalking relativamente alla denuncia che la donna aveva presentato contro Fandaj, per cui la procura si riserva l'archiviazione. Vi è tuttavia anche il reato di revenge porn per alcune immagini intime mandate dall'indagato al compagno della donna. Ho provato tante volte a suicidarmi, ma non ce l'ho fatta, non sono cattivo, meglio un figlio morto che uno come me. All'indomani della prima udienza del processo nei confronti di Turetta, ecco alcuni stralci della lettera che scrisse alcuni mesi fa ai genitori. Adesso sono nel carcere di Halle, mi sono fatto arrestare l'altra sera, non riuscivo più a suicidarmi e dopo giorni ho deciso di costituirmi. Inizia così la lettera, già pubblicata a stralci nei mesi scorsi, che Filippo Turetta ha scritto ai suoi genitori Nicola ed Elisabetta a 2 giorni dall'arresto in Germania, una settimana dopo aver ucciso Giulia Cecchettin. Il 22enne di Torreglia continua raccontando passo dopo passo in maniera precisa ciò che è accaduto dal momento dell'arresto. Le foto segnaletiche, le impronte, i vestiti nelle buste di plastica fino alla notte in una che, si legge, penso essere una stanza di isolamento. Poi i campioni di DNA e l'incontro con l'interprete che definisce molto cordiale. Ma una volta raccontati i tecnicismi, Turetta si lascia andare e mette nero su bianco le sue paure e i rimorsi.
Finora qui in Germania sono stati tutti molto professionali e bravi, nessuno mi ha picchiato o torturato, ho un po' di paura a tornare in Italia anche per questo, ho generato tanto odio e rabbia, mi merito tutto questo dopo quello che ho fatto, non sono neanche riuscito a uccidermi, vivrò la mia intera vita in carcere adesso. E in tutto questo, soprattutto, ho perso la persona più importante della mia vita, che è tutto per me e a cui da 2 anni penso ininterrottamente ogni giorno, la persona più bella e speciale io potessi mai incontrare in tutta la mia vita, e tutto questo per colpa mia. Poi Turetta scrive ancora: mi merito tutto questo, io non sono cattivo, lo giuro, e so che nonostante adesso sia difficile, voi possiate credermi e lo avete sempre visto con i vostri occhi. Ogni momento penso che vorrei tornare indietro, non esiste perdono o qualcosa del genere per questo, e io non lo voglio, non lo merito. Ho rovinato la vita a tante persone, troppe, senza averci pensato prima. Spero che nessuno vi giudichi negativamente. Capirei e accetterei se d'ora in poi voi vogliate dimenticarmi e rinnegarmi come figlio. Vi ho già causato troppo dolore e sarebbe probabilmente la scelta migliore per il proseguo della vostra vita. Penso che probabilmente sarebbe meglio un figlio morto che un figlio come me. Ve lo giuro, se solo avessi qui con me un pulsante di suicidio istantaneo non avrei esitato oltre un nanosecondo a premerlo. In più punti il 22enne evidenzia come abbia tentato il suicidio senza però riuscirci. Tutti questi giorni che sono scomparso non volevo fuggire, desideravo solamente riuscire ad uccidermi. Sono un codardo e un debole e purtroppo non ce l'ho fatta. Ho provato a soffocarmi con un sacchetto di plastica. Volevo fare un incidente mortale. Il metodo che mi sembrava essere il migliore era coltellarmi in qualche modo. Invidio molto quelle persone perché hanno avuto un grande coraggio a fare un gesto simile, a differenza mia. Sono stato la maggior parte delle ore, gli ultimi giorni, seduto in macchina, puntandomi il coltello alla gola o al torace, aspettando di riuscire a sferrare i colpi. Vorrei solo sparire in un buco nero facendomi ingorgitare dall'oscurità. Non voglio vedere o parlare con nessuno dopo quello che ho fatto e spero sia così, anche se so che dovrò affrontare un processo. Mi farei anche dare tutti gli anni possibili piuttosto di andarci, ma purtroppo so che non si può. Alla prima udienza, infatti, Filippo Turetta non c'era. Comparirà davanti alla Corte d'Assise il prossimo 25 ottobre e con tutta probabilità il 3 dicembre conoscerà la sua condanna. Ancora cronaca, grave incidente stradale nella notte a Maser, si è verificato intorno all'1:30 di fronte alla Sidis lungo la provinciale 248, un'auto per causa in corso di accertamento è finita addosso ad un albero posto ai lati della carreggiata. Nell'impatto sono rimaste ferite 2 persone, una è grave. Sul posto è arrivato anche l'elicottero del SUEM 118 nonostante il maltempo della scorsa notte. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri di Pederobba per i rilievi del caso. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, continuiamo con la cronaca. Occhio alle truffe, in questi giorni si sono verificati casi di tentato raggiro ai danni di cittadini di Santa Lucia di Piave. Alcuni utenti hanno segnalato agli uffici della società di aver ricevuto la visita di sedicenti incaricati di Savno, addetti al controllo delle bollette presso la propria abitazione. Savno comunica attraverso una nota che nessun operatore è stato incaricato alla verifica delle fatture e del relativo codice utente. In caso di situazioni sospette i cittadini sono invitati a contattare immediatamente le forze dell'ordine chiamando il 112 o il 113 e a segnalare l'accaduto agli uffici della Savno. Ed ora parliamo di viabilità perché nei primi mesi del prossimo anno partiranno i lavori per l'allargamento di una delle strade più trafficate della cintura urbana di Treviso, la provinciale di Lancenigo per il casello della A27, dove verrà realizzato anche un nuovo parcheggio. La provinciale di Lancenigo per il casello della A27 sarà allargata. Un annuncio importante per una strada tra le più trafficate di Villorba e della cintura urbana di Treviso, dove non si contano i contatti in corsa tra veicoli e i bus che strisciano sul guardrail. La rotatoria è appena stata conclusa, a breve la inaugureremo.
con la provincia, e in programma c'è appunto l'allargamento della strada, della semicurva proprio qui davanti a Salvadori. Tra 6 mesi inizieranno i lavori, siamo all'imbocco di un casello importante come Treviso Nord, dove passano migliaia e migliaia di autoveicoli. Una particolarità dell'intervento riguarda i fossati che, visti i cambiamenti climatici, non saranno intubati. Ci sarà lo spostamento del fosso, che è importante tenerlo, e l'allargamento della semicurva, quindi mettere in sicurezza tutti quelli che transitano. Come Giunta abbiamo messo a disposizione dei soldi per una manutenzione dei fossati straordinaria, visto quello che sta succedendo con il clima. Anche oggi sono 26 gradi, quindi e lo spostamento del fossato è per mantenere appunto questi fossi. Quindi nel 2025 si comincia con i lavori per l'allargamento di un intervento di quanto è calcolato? Siamo intorno ai 600.000 euro. Un allargamento atteso da tempo come alternativa ad una bretella bocciata dalla provincia qualche decennio fa, dopo mesi di proteste degli ambientalisti, a cui si aggiungerà un parcheggio con un giardino finanziato dalla famiglia Salvadori per i 70 anni di attività in loco con 100.000 euro. Il parcheggio è per 20 posti auto a supporto della scuola di San Sisto, che è qui a 2 passi, quindi a tutela della salute dei bambini e dei loro genitori, ma in più mettiamo a disposizione anche un giardino che sarà privato ma ad uso pubblico, a disposizione della collettività. Interventi importanti però con un po' di amaro in bocca per la scuola di San Sisto, che probabilmente al termine di quest'anno scolastico chiuderà per mancanza di allievi. Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma sono stati insigniti del premio salvo d'acquisto 2 carabinieri della stazione di Asolo che nella notte del 9 giugno dell'anno scorso non avevano esitato a gettarsi nelle acque del torrente Muson per soccorrere un automobilista che si era inabissato con il suo veicolo dopo averne perso il controllo, e gli hanno salvato la vita. Il premio salvo d'acquisto è stato istituito come riconoscimento per militari coraggiosi che si distinguono per altruismo e senso del dovere. 10 giorni di eventi in vista delle celebrazioni della festa di San Francesco, patrono d'Italia, al centro il complesso francescano di Treviso. Il messaggio modernissimo di San Francesco d'Assisi, fatto dei valori universali della fraternità, della solidarietà, della pace e del rispetto del creato. Il 4 ottobre si festeggia il patrono d'Italia ed anche quest'anno la celebrazione si concretizza a Treviso in una serie di eventi e di iniziative ospitate dal complesso di San Francesco. Proprio di pace vorremmo parlare in questa solennità di San Francesco che cerchiamo proprio di promuovere qui a Treviso, nella nostra chiesa, proprio come occasione questa festa, attraverso iniziative varie, di far capire che il messaggio evangelico che Francesco ha annunziato, ha vissuto, ha testimoniato è un messaggio fondamentale e abbiamo bisogno di questo messaggio. E come ad Assisi ogni anno una diversa regione d'Italia porta l'olio per la lampada votiva sulla tomba del santo, a Treviso l'iniziativa è stata riproposta coinvolgendo i comuni della cintura urbana. L'anno scorso è toccato a Treviso, quest'anno sarà il comune di Carbonera. Molte le iniziative religiose e non solo. Che vanno dal concerto poetico di Erika Boschiero piuttosto che dal 4 ottobre sera un grande evento di sinfonico e di composizione nuova con Roberto Fabriciani. Novità di quest'anno il trekking francescano, 15 km da Carbonera a Silea e poi lungo il Sile fino al convento di San Francesco a Treviso. Un'occasione per coinvolgere persone che amano il cammino e che possono pregare, che possono vivere il senso dell'ambiente, che è uno degli aspetti che noi sentiamo vivo e che Francesco sa promuovere. Il cammino diventa un'occasione in questo senso per sentire vivo anche questo messaggio legato alla difesa dell'ambiente e della nostra natura. In occasione dei 160 anni della Croce Rossa, il Comitato di Treviso ha organizzato una serata benefica di raccolta fondi a supporto delle attività umanitarie. Mission primaria della Croce Rossa, 160 anni di emozioni, il titolo della serata, che servirà anche per rendere conto del lavoro degli operatori nella marca servizi, che comprendono anche il soccorso ai senza fissa dimora, oltre alla raccolta di generi alimentari per le persone
in difficoltà. L'appuntamento con la Croce Rossa italiana è per domani sera presso l'Odissea Fan City per la cena di beneficenza organizzata con il patrocinio della provincia di Treviso. Ricorre oggi l'anniversario della morte del tenente dei carabinieri Luigi Giarnieri, cui è intitolata la caserma del comando provinciale dei carabinieri di via Cornarotta, giustiziato barbaramente dai nazisti il 24 settembre del 44 a Crespano del Grappa. L'ufficiale, già al comando della tenenza dei carabinieri di Tarvisio all'indomani dell'8 settembre, trovandosi in un reparto isolato, aveva deciso con altri colleghi di unirsi alla resistenza partigiana sul Monte Grappa. Venne catturato il 24 settembre dell'anno successivo ed impiccato dopo essere stato torturato. Oggi a Palazzo Zuccareda, sede dell'Arma trevigiana, c'è una targa che ne ricorda il sacrificio. Ed in Cima Grappa oggi cerimonia di sepoltura di 7 caduti della Prima Guerra Mondiale, i cui resti sono stati ritrovati sul Col di Lana nel Bellunese. Onori ai caduti! Il vento freddo dell'autunno soffia sul sacrario di Cima Grappa e accarezza le 7 urne avvolte dalle bandiere deposte ai piedi della Madonnina. 4 soldati italiani e 3 austro-ungarici caduti durante il primo conflitto mondiale, i cui resti sono stati ritrovati in località Col di Lana nel Bellunese. Il picchetto armato del 7° Reggimento Alpini rende gli onori. Molte le autorità civili e militari presenti alla cerimonia di inumazione, ci sono anche i rappresentanti della Croce Nera austriaca. Restituire la memoria e dar dignità a coloro che hanno combattuto e hanno dato la vita giovani oltre 100 anni fa provoca sempre un'emozione. Erano caduti italiani e caduti austriaci. Per noi la dignità del caduto non ha nazionalità, tutti hanno rispetto, tutti i caduti meritano il rispetto. 12.600 i caduti italiani che riposano sul sacrario, 10.200 gli austro-ungarici, servitori della patria fino alla morte, un sacrificio umano enorme che lo scorrere del tempo non deve e non può cancellare, perché il solco della memoria deve sempre tracciare la strada, una strada che oggi deve parlare il linguaggio della fratellanza, della pace, della diplomazia. Purtroppo in questi giorni che stiamo vivendo, dove abbiamo 2 conflitti molto importanti che stanno portando distruzione e morte, sembra che questi concetti di pace e di fratellanza siano dimenticati, ma io credo che si debbano fare tutti gli sforzi, soprattutto per via diplomatica, per tornare a una situazione di pace veramente per tutti, perché qui abbiamo l'esempio di che cosa porta la guerra. La via eroica accoglie silenziosi i caduti. Riposeranno qui i 6 soldati senza nome. L'unico identificato sarà sepolto assieme ai suoi compagni nel cimitero austro-ungarico. Il sacrario di Cima Grappa, luogo della memoria della Grande Guerra, abbraccia i suoi soldati mentre un gruppo di visitatori li onora intonando Signore delle Cime. La pagina dello sport, ora accordo storico Treviso-Riad per l'arrivo di 2 giovanissimi talenti nelle fila under 17 del Treviso Football Club. La conferenza stampa proprio oggi nella sede di Mad Academy nella capitale dell'Arabia Saudita. Numero 8 e numero 11, maglia rigorosamente bianco-celeste. I volti sorridenti nella foto sono quelli di Naif e Feser, 14 e 16 anni. Sono i 2 ragazzi scelti dalla Mahad Academy per approdare al Treviso Football Club. Il primo progetto underage in Europa porta proprio il nome di Treviso, con un accordo firmato ad agosto che per tutta la stagione porterà ad allenarsi con le giovanili 2 ragazzi che alloggeranno e studieranno presso il campus di Each Farm. I dettagli dell'accordo sono stati presentati questo pomeriggio Riyadh nel corso di una conferenza stampa. Seduti al tavolo accanto ai giocatori Francesco Saruggeri, presidente del Treviso Football Club, e Alessandro Botterra, vicepresidente. A loro fianco l'omonimo della Mad Academy, Mike Puig. Abbiamo trovato unitarietà di intenti, non solo a livello di progetto sportivo, ma soprattutto
tutto sul concetto di far crescere dei ragazzi, prima di tutto come uomini, e quindi abbiamo trovato l'intento anche di unire allo sport la parte scolastica. In qualche modo siamo riusciti a mettere insieme alcuni elementi che nel nostro consiglio di amministrazione erano di fondamentale importanza: internazionalizzazione, settore giovanile, crescita professionale di uomo. Un percorso che inizierà la prossima settimana per portare i 2 talenti in Italia. Dall'arrivo dei giocatori muoverà poi i primi passi, ma non esclude di arrivare a formare nelle fila del Treviso Football Club anche i campioni della nazionale araba. Questo speriamo che con la collaborazione anche di Treviso fra qualche giorni, anni, alcuni di questi ragazzi diventeranno professionistici in calcio, chissà se giocare per il Treviso oppure per una squadra professionistica in Arabia Saudita, ma poi alla fine il nostro obiettivo è che questi ragazzi giocano per la nazionale di Arabia Saudita. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Senza un piano industriale serio, Dolomiti Ambiente, la società a partecipazione pubblica che opera nel settore del trattamento del rifiuto umido in provincia di Belluno, non può avere un futuro, lo afferma l'assessore regionale all'ambiente Bottacin, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione. Il rischio è che ci siano costi rilevanti, la proprietà è pubblica e il rischio è quello che tutti i comuni vadano a conferire là con dei costi alti che sono più o meno il doppio rispetto a quelli di mercato, e poi questo ovviamente ricade sui cittadini. Ci vuole un piano industriale serio per salvaguardare il patrimonio della Dolomiti Ambiente, che è società interamente pubblica, che ha in gestione l'impianto di trattamento dell'umido Maserotta Santa Giustina e che da settembre 2003 ha l'affidamento della gestione della discarica per rifiuti non pericolosi a Pradeanta di Ponte nelle Alpi. L'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin è chiaro. Io credo che se c'è la volontà da parte di qualcuno di acquistare questa società, prima deve esserci a monte un piano industriale serio. Ricorda Bottacin che quando era presidente della provincia di Belluno, proprietaria di Dolomiti Ambiente, era stato fatto un preaccordo per raggiungere economie di scala con Veritas, società veneziana. Belluno trasferiva il secco, Venezia portava l'umido, e quindi con linee di biodigestione nuove al Maserotta si sarebbe potuto avere un ritorno economico interessante e costi bassi per i cittadini. Oggi, afferma Bottacin, penso sia da ripensare la società e l'impianto del Maserotta. E non è sotto la regia regionale, non è un impianto strategico di smaltimento, come ho detto più volte, e quindi la partita è in capo ai sindaci e alla provincia, che in questo momento è proprietaria. Io spero, anzi sono sicuro che accadrà, che i sindaci, se hanno intenzione di acquistare l'azienda, facciano un piano industriale serio, strutturato, in modo tale da garantire ai cittadini il miglior servizio possibile. Poi c'è tutta la diatriba sul valore della società che, sottolineo, insiste su un sedime che non è di proprietà né della società né della provincia di Belluno. Ottime notizie per il futuro della struttura del Palafeltre arrivano da Venezia. È stato pubblicato il decreto con i soggetti assegnatari dei contributi per l'impiantistica sportiva di eccellenza in questa tranche, che prevede circa 2 milioni di euro di finanziamenti complessivi. 250.000 euro sono stati assegnati proprio al Palaghiaccio Feltrino per l'intervento di ampliamento dei servizi essenziali e la riqualificazione della palazzina servizi. Questo ulteriore contributo, sommato alla disponibilità del Fondo Comuni di Confine, porta a 2.250.000 euro il budget che consente di concludere il percorso di riqualificazione del Palaghiaccio, portandolo al livello dei migliori standard del settore. Tutela del verde urbano, il comune di Belluno è inadempiente, affermano all'unisono Italia Nostra e FIAB Belluno. Oggi è partita la petizione popolare con la raccolta firme che saranno consegnate al Consiglio Comunale. Stop all'eliminazione progressiva del verde cittadino, basta con le capitozzature estreme che uccidono letteralmente le piante. Non si contano le segnalazioni ricevute da Italia Nostra di Belluno, che con FIAB nel perdurante silenzio della giunta De Pellegrin passano all'attacco. Oggi è partita la petizione popolare, obiettivo 300 firme, ma osservando l'umore della città saranno molti di più, da depositare alla scadenza di 90 giorni al Consiglio Comunale. Speriamo in una forte risposta, anche perché le segnalazioni che riceviamo
alla nostra posta elettronica e anche le telefonate dei cittadini che ci segnalano proprio casi di abbattimenti di alberi che loro non comprendono, di cui non comprendono il perché, ci fa ben sperare che questa nostra azione abbia un risultato, porti ad un risultato soddisfacente. Tanto più che il Comune di Belluno in materia è inadempiente, dato che non si è dotato né del piano del verde né del regolamento obbligatori per le città oltre i 25.000 abitanti. Ci sono linee guida nazionali e osservarle non rappresenta un costo, afferma Ceiner, che nel pomeriggio ha portato l'esempio di Verona, la città scaligera che con le associazioni ambientaliste ha definito il regolamento comunale per il verde pubblico. Ma di casi analoghi ce ne sono tanto in Italia che in Europa. Nel Veneto tutti i capoluoghi di provincia hanno un piano del verde, hanno un regolamento del verde. Il regolamento del verde e il piano del verde indicano non solo come vanno trattati gli alberi, ma anche l'individuazione di nuove aree dove da rinverdire. Perché uno dei temi fondamentali di cui si dibatte, il cambiamento climatico, è al centro delle agende politiche delle amministrazioni di tutto il mondo, laddove si parla di riforestazione urbana per abbassare le temperature, per contrastare le isole di calore agevolate dalla diffusa cementificazione. La mobilitazione è scattata oggi, anche a fronte del recente taglio di piante in piazzale Vittime di Via Fani, all'annunciato abbattimento degli alberi di Viale Fantuzzi e dello scempio di piante secolari al Parco Emilio per la costruzione del sottopasso pedonale verso il parco fluviale di Lambioi. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla vi ricordo il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci.